aprile l'Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero. Vanno meglio le importazioni rispetto alle esportazioni, con l'aumento congiunturale dell'export che è da ascrivere all'incremento delle vendite sia verso i mercati extra UE sia verso l'area dell'Unione Europea. Nel trimestre febbraio-aprile rispetto al precedente si registra un contenuto incremento delle esportazioni e una più marcata diminuzione delle importazioni. Ad aprile la crescita dell'export su base annua è pari a più 5,8% ed è determinata dall'aumento delle vendite registrato sia per l'area extra UE sia per quella dell'Unione. Analogamente le importazioni sono in aumento sia dei mercati extra Unione Europea sia dell'area UE. Nel primo trimestre del 2019 si è verificato un contenuto aumento dell'occupazione sia rispetto al quarto trimestre 2018 sia rispetto all'anno passato. È quanto emerge dalla nota congiunta di Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL e ANPAL. Il tasso di occupazione destagionalizzato si porta al 58,7% come sintesi dell'aumento di quello femminile e della stabilità di quello maschile. Prosegue invece la crescita tendenziale dell'occupazione dipendente in termini sia di occupati sia di posizioni lavorative riferite ai settori dell'industria e dei servizi. Il lavoro indipendente mostra una crescita sia congiunturale dopo un calo quasi ininterrotto del primo trimestre 2017 sia su base annua per il quarto trimestre consecutivo. Ristorazione, pasta, pizza, gelato, caffè, bar, arredo e bakery, tutto in un'unica manifestazione. Le parole che celebrano il successo del Made in Italy si ritrovano sotto lo stesso tetto alla 41esima edizione di Host Milano, in programma a Fiera Milano dal 18 al 22 ottobre. A pochi mesi dall'inaugurazione sono già 1912 le aziende che hanno confermato la loro partecipazione, di cui 1127 italiane e 785 straniere. Secondo l'indagine Open Mind Research per Acqua Italia, la propensione al consumo di acqua del rubinetto trattata e non da parte delle casalinghe italiane si attesta al 63,7%. Di queste il 36,6% dichiara di berla sempre o quasi sempre. I principali motivi per cui preferiscono l'acqua a chilometro zero è la comodità per il 31,7% delle intervistate, seguita dal gusto e dal minore costo. Cresce il risparmio degli italiani. Nel 2018, secondo una ricerca Censis, si è ampliato fino a 4.244 miliardi il portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie del bel paese, in cui emerge il boom continuo del contante pari a 1.379 miliardi, il 7,5% in più rispetto al 2015. Rispetto al 2008 invece il contante è aumentato di 201 miliardi, un valore pari al PIL del Portogallo. Il cash che non smette di aumentare nei portafogli delle famiglie è la terapia contro l'incertezza. Il 64,1% degli italiani accantona soldi, di questi il 66,1% per fronteggiare spese impreviste, il 52,3% per sentirsi le spalle coperte.